Quella che ieri abbiamo definito un'onda di affetto e solidarietà per il grave atto che ha visto la nostra emittente televisiva oggetto di un furto organizzato e realizzato da mani esperte e competenti che ha ripulito la nostra postazione di Villa Seta, durante il pomeriggio e la mattinata di oggi si è trasformata veramente in un mare. Un sentito grazie va a tutti i colleghi della stampa che hanno dato voce a quanto accaduto sostenendoci, ai 1000 attestati di vicinanza espressi con comunicati stampa da istituzioni e rappresentanti del mondo politico e dell'amministrazione della cosa pubblica, per darvi contezza dei quali ci vorrebbe un intero telegiornale. Grazie ai social e ai nostri canali inondati da messaggi di amici e telespettatori che ci esortano a proseguire nel nostro lavoro di informatori del territorio. Un coro unanime il vostro, che diventa il nostro patrimonio umano e culturale, che ci stimola a fare meglio e di più. Intanto gli inquirenti stanno procedendo all'acquisizione di materiali provenienti da telecamere di videosorveglianza della zona per risalire all'identità di coloro che attraverso noi vogliono spegnere la libera voce di tutti.